Per la Procura di Caltanissetta, competente per territorio, le minacce al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio costituiscono un fatto che crea allarme. Per il procuratore nisseno Amedeo Bertone ci troviamo di fronte ad una reazione a catena. C'è sempre un pazzo in giro, ha detto il procuratore di Caltanissetta, che rischia di entrare in azione quando si alzano i toni. Nel massimo riservo proseguono le indagini dei carabinieri della polizia, mentre nessuna dichiarazione è arrivata da parte del dottor Patronaggio, che per la prima volta ha ricevuto minacce così pesanti. Intanto solidarietà al procuratore di Agrigento arriva dagli ambienti del Ministero della Giustizia, con il ministro Alfonso Bonafede che chiede agli esponenti politici di evitare strumentalizzazioni. Un affettuoso messaggio lo ha inviato l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, che da magistrato ha lavorato con Patronaggio e si dice sicuro che le minacce non lo faranno arretrare di un solo millimetro. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dal canto suo, afferma che in un paese civile e democratico certe intimidazioni non possono essere né accettate né sottovalutate. Per il componente della Commissione Giustizia della Camera, Cosimo Ferri, occorre respingere con forza questi episodi che feriscono non solo il magistrato, ma le istituzioni dello Stato. Ad esprimere solidarietà al procuratore di Agrigento anche il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sconcerto e preoccupazione è stata espressa dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Francesco Minisci. Sosteniamo Patronaggio e invece l'invito del sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Ricordiamo che nei giorni scorsi il procuratore aveva ricevuto altre minacce attraverso i social con riferimento all'inchiesta sulla nave Diciotti. In queste ore c'è chi con la mente va agli anni 90, quando Patronaggio lavorava contro le cosche mafiose attraverso il pool antimafia. Luigi Patronaggio a quel tempo era protetto da una scorta che gli era stata assegnata considerato il lavoro ad alto rischio. Adesso, a 20 anni di distanza, si ripropone l'esigenza di proteggere ulteriormente e adeguatamente l'alto magistrato alla guida della Procura di Via Mazzini. Di misure di protezione per il procuratore di Agrigento ha discusso ieri in prefettura, convocato dal prefetto Dario Caputo, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza.